Le giornate FAI di primavera organizzate dalla delegazione di Sassari si sono svolte il 24 e il 25 marzo nella cornice di Piazza Cappuccini. Le visite alla chiesa di San Francesco, alla cripta dei Cappuccini e al Conservatorio di Musica Luigi Canepa sono state guidate dagli studenti delle scuole cittadine con la supervisione dei volontari FAI. Questa è la manifestazione principale del FAI in tutta Italia. Le giornate FAI di primavera sono un avvenimento che ha dato il via a questa, chiamiamola voga, di mostrare le cose più belle nelle varie città d'Italia per valorizzarle, e soprattutto nell'ottica del FAI c'è la loro tutela, cioè non solo scoprirle, vederle, ammirarle, ma proteggerle e conservarle in maniera che non si deteriorino e che non intervenga quella decadenza che poi rende tutto così scadente, diciamo così. Allora, a Sassari quest'anno abbiamo deciso di mostrare il Piazzale dei Cappuccini. Il Piazzale dei Cappuccini è un luogo storico dove nei vari secoli si sono affiancate tre diversi siti. Il sito originario era la chiesa, che prima era dei Servi di Maria, che poi nel 1500 passò ai frati Cappuccini. A fianco alla chiesa fu costruito, sempre nel 600, un edificio che era l'ospizio, come allora usava per i ragazzi bisognosi, e che negli anni, alla fine dell'Ottocento, diventò liceo musicale, un istituto privato. Quest'anno, proprio del conservatorio, si celebra il cinquantenario del passaggio allo Stato, quindi adesso il conservatorio è statale. E infine l'ultimo edificio che valorizza questo colle è il Teatro Comunale, recentissimo, modernissimo, e che conferisce a tutto il sito la definizione di distretto dedicato alla musica e alla creatività. Quindi noi lo presentiamo come un unicum, un sito, diciamo, comune a questi tre ambienti, che dà molto rilievo alle attività della città. I ragazzi, che sono i ciceroni, gli apprendisti ciceroni, perché anche questo fa parte della mission del FAI, cioè educare i giovani al bello, alla conoscenza del bello, e quindi nelle scuole abbiamo fatto e continuiamo a fare quest'opera educativa, per cui i ragazzi vengono preparati dai loro docenti a fungere da guida durante le visite appunto guidate che si compiono in questi siti. È bello notare che abbiamo avuto dalla parte del conservatorio una totale collaborazione, e quindi durante le visite ci saranno dei brevi intermezzi musicali a cura dei ragazzi, degli studenti del conservatorio. Noi speriamo, come sempre, che questa iniziativa abbia successo, perché queste iniziative del FAI sono fondamentalmente delle iniziative di raccolta fondi. Noi mostriamo, apriamo e divulghiamo quello che possiamo trovare di bello e di rappresentativo nelle nostre città e nell'ambiente, ma le nostre manifestazioni sono anche delle raccolte fondi, perché il FAI si regge nei suoi scopi, direi quasi fondamentalmente, sui contributi che il pubblico ci dà, sia con l'iscrizione al FAI, sia anche con il contributo estemporaneo di una giornata. Con questi fondi che raccogliamo, il FAI poi provvede al mantenere i suoi siti e anche a restaurarli e a conservarli.